Eccoci insieme, sempre con le nostre ospiti, parlavamo di responsabilità anche della vittima, tra virgolette, di violenza nel fattore educativo dei figli. Subire violenza, quindi avere la responsabilità di prima possibile denunciare per evitare che i figli crescano in un sistema di violenza. Allora, diciamo che le donne si sentono sempre responsabili. Questo è il tratto caratteristico anche delle donne che subiscono violenza, si sentono sempre in colpa per quello che succede, anche al di là di qualsiasi logica a volte. La responsabilità nei confronti dei figli di queste donne e di questi figli di questi uomini sicuramente è di questi uomini che fanno vivere ai loro figli una situazione di trauma costante. Questa è la vera natura di tutto ciò che poi capita nella vita di figli, di giovani ragazzi e ragazze, bimbi e bimbe che nella loro infanzia non hanno avuto altro che situazioni di paura, di insicurezza, famiglia, di insicurezza, ma è un po' come se uno vivesse in una casa che sta per crollare e cresce in questa casa che sta per crollare. E poi la responsabilità è di tutti noi, mi viene da dire, perché è la comunità intera, siamo noi che abbiamo la responsabilità nei confronti di questi minori, di queste bambine e bambine che diventano degli adulti fragili sicuramente. Se poi svilupperanno comportamenti violenti dipende molto dalla storia, ma sicuramente sono persone, uomini e donne, che restano traumatizzati e fanno molta fatica a costruirsi una vita normale, a farsi una famiglia e rimangono spesso intrappolate nelle dinamiche di questa famiglia che ha prima di tutto intrappolato la madre. È molto complesso. Assolutamente sì, assolutamente sì, però d'altro canto sto pensando, un po' come adesso non si dice, se senti delle persone che fanno una festa, fai la segnalazione, no? Una festa abusiva, non permessa, perché sono dei primi responsabili del portare il virus. È la stessa cosa, senti che in una casa sei a conoscenza di chi vai a denunciare, può darsi che questo provochi dei danni incredibile alla persona che è vittima, perché non si sa mai come poi reagisca il carnefice, che tipo di tutela può essere dato, per cui è ambivalente, c'è una responsabilità, però è molto delicata la questione secondo me. E anche nelle piccole comunità scopri che certe cose le sanno, le conoscono, anche in famiglia stessa le conoscono, ma non intervengono. Quindi è emerso qualcosa dalla vostra ricerca a questo proposito? Sì, assolutamente, anche perché i vissuti e le storie delle donne che vivono situazioni di violenza over 65 hanno delle peculiarità, però non sono così diverse dalle storie delle altre donne che si rivolgono a noi. Mi collego a quello che stava dicendo Patrizia con riferimento alla responsabilità della comunità, della famiglia, delle istituzioni. Dobbiamo chiederci perché può essere così difficile per una donna parlare con qualcuno della propria situazione, perché è così difficile denunciare. Dobbiamo imparare a leggere quali sono quegli ostacoli, quelle barriere che rendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza ancora così complesso, purtroppo. Ma quali sono di carattere economico a questo punto, anche soprattutto? Ci sono sicuramente delle questioni di carattere economico. Noi lo vediamo, quando una donna non ha un'indipendenza economica, la prospettiva di uscire da una situazione di violenza è più difficile, perché la prospettiva poi di doversela cavare da sola, magari per se stessa e per i figli, può essere un ostacolo. Ma pensiamo alla percezione, anche la minimizzazione a volte che arriva dall'esterno, magari è la famiglia stessa della donna che minimizza quello che sta succedendo, che invita la donna a portare pazienza, a non rovinare la famiglia, c'è magari la paura e il timore di non essere credute. Lo sentiamo nelle news di ogni giorno e nei racconti delle nostre donne quanto difficile è essere credute. Si tende a
rendere invisibile questa questione, perché la questione della violenza da sempre è stata tenuta relegata nella sfera dell'ambito familiare. È solo da pochi anni che noi la vediamo come una questione di salute pubblica e è una questione politica che riguarda i diritti delle donne e la parità tra uomini e donne. Ci può essere un timore di punizione per la persona che agisce violenza, quindi come diceva Patrizia, nonostante quell'uomo agisca violenza su di te, comunque è il padre dei tuoi figli, è tuo marito e c'è un senso di volerlo comunque proteggere. Ci sono tanti aspetti che sono collegati alle norme sociali. Sì, ma infatti a questo proposito lei sta appunto riassumendo alcuni elementi della ricerca. Ci sono delle frasi che leggevo appunto e sono molto interessanti e fanno riflettere. Vorrei leggerle perché sono quelle che voi avete riportato. In fondo, se sto zitta e buona e gli preparo la cena all'ora che dice lui, non succede niente. Devo solo stare attenta a non farlo innervosire. E questa, al di là della frase che diciamo, rende semplice tanti concetti, non farlo innervosire, quindi sottostare alle volontà e fare quello che dice, e questo è tipico anche di persone che hanno una certa età, spaventa questo, Però, dopo dice un'altra frase che avete riportato che è molto toccante: ho provato a chiedere aiuto a mia sorella, e quindi come diceva voi le relazioni di parenti, l'unica che avrebbe potuto ospitarmi ed aiutarmi, ma lei mi ha detto: Maria Teresa, ma è proprio necessario fare tutta questa rivoluzione dopo 50 anni di matrimonio? E se non ti capisce tua sorella, chi può farlo? Questo è un altro aspetto pazzesco. Sì, noi dobbiamo pensare appunto che queste donne, magari anche più di oggi, sono state cresciute, socializzate con l'idea che la donna dovesse in qualche modo sottomettersi all'uomo, che fosse l'uomo il padrone della casa, che fosse appropriato per una donna essere remissiva, accettare la volontà dell'uomo. Quindi questi comportamenti di controllo e di possesso molto spesso sono interiorizzati, considerati normali. La normalità, una normalità malata, Presidente. Una normalità. Ah, normalità. Chiamiamola come vogliamo. Ma che ci riguarda tutti, perché la cosa che ci ha sempre sorpreso, e però non dovremmo essere sorpresi, lo dico anche per me, è scoprire come questa normalità è condivisa non solo da queste donne e da questi uomini che impongono il loro potere, ma è condivisa attorno nell'ambito familiare, delle conoscenze, ma anche fuori dalla famiglia. Chi è che si occuperà di quest'uomo se questa donna esce di casa o se qualcuno fa uscire quest'uomo? Chi è che si prenderà cura di un uomo che già ha 70 anni, una serie di problemi fisici, appunto di salute, o magari c'è una dipendenza, o magari è una persona appunto di quelle che vanno prese un po' con le molle? Se n'è sempre occupata lei. I figli, visto che prima abbiamo parlato di figli, spesso in queste situazioni, dopo essere cresciuti in quel tipo di relazioni ed essere riusciti a sfuggire magari con tanta fatica, non è che sempre se la sentono di dare una mano alla assolutamente madre, ma per esempio possono essere loro a ricattare affettivamente la madre. Bravissima, qua mi rilaccio con un'altra frase che voi avete riportato, che questa è molto toccante. Quando ho detto a mio figlio che avrei lasciato suo padre perché dopo tanti anni di sopportazione sentivo di essere arrivata al limite, senza neanche guardarmi in faccia mi ha detto: se tu te ne vai lasci anche me e il tuo nipotino. Mi sono sentita morire. Quindi la vendetta, cioè una vendetta, e dire: ma come sei arrivata a questo punto, molli tutto e io me ne vado. Sì, anche qui dobbiamo guardarlo con un po' ci aiuta a guardarlo con un po' di distacco, perché dobbiamo capire i meccanismi che portano le persone, in questo caso i figli, ad avere questo tipo di reazione. Ci serve per trovare delle strategie.
Ecco, ma tutta questa ricerca che avete fatto, che riguarda tanti aspetti, perché come diceva anche la dottoressa, sono tanti aspetti, alla fine che cosa cosa ha contribuito a darvi, e quindi noi che messaggio possiamo anche trasmettere alle persone che sono un po' più anziane, che stanno vivendo situazioni di difficoltà o sono a conoscenza che persone a loro vicine le affrontano? Prima il Presidente, poi lei, insomma, sì. Datevi la parola. Il messaggio è sempre lo stesso. In questo caso alle donne anche più anziane il messaggio che lanciamo è sempre: fatevi aiutare, chiamate il centro antiviolenza, parlate a qualcuno della vostra situazione. Delle soluzioni si possono trovare. Delle soluzioni si possono trovare, anche solo guardare la situazione, rileggere la propria storia a volte aiuta. E poi questo progetto aveva anche altri scopi, non solo formare noi operatrici del centro e quindi rileggere anche i casi che avevamo seguito durante questi anni, quindi come mettere un focus su questa target, ma anche coinvolgere quegli elementi della rete, gli assistenti sociali, gli operatori, i politici, insomma, chi si occupa della gestione delle relazioni, dei progetti sui territori, far incominciare a porre questa questione delle donne, anche delle donne più grandi, le donne che appunto hanno bisogno di un sostegno in più. Per carità, anche una donna che ha bambini piccoli non è che per lei sia facile uscire dalla violenza, ci sono problematiche diverse. Il problema che abbiamo messo in luce è un gruppo di donne su cui non si accende mai una luce. Ecco, abbiamo cercato di coinvolgere anche gli operatori sociosanitari su questa attraverso delle formazioni e anche dei gruppi di riflessione. Quindi noi ci aspettiamo una ricaduta. Mi diceva Claudia che ci sono stati per esempio anche delle ricadute anche immediate, se vuoi. Ecco, sì, vediamolo poi insieme, infatti. Tra l'altro ci sono stati tanti incontri, per cui non è che sono così. No. Esatto. Sì, un dato sicuramente per noi positivo è che negli ultimi anni, diciamo, la percentuale di donne over 65 che si rivolge a noi si è un po' alzata. E questo significa che il lavoro, anche grazie a questo progetto, a questa ricerca, a questi incontri che abbiamo fatto, sta portando i suoi frutti. Una linea d'azione per noi molto importante era quella di incontrare e formare gli operatori e le operatrici dell'ambito sociale, diciamo, del Comune di Padova e della provincia di Padova, perché sono questi e queste che molto spesso entrano in contatto con donne over 65, magari per problematiche disconnesse da una questione di violenza, ma che con la lente corretta possono intercettare dei segnali di disagio e di violenza, e quindi possono orientare le donne verso il Centro Veneto Progetti Donna. Per noi il lavoro con la rete è fondamentale. L'ambito dei servizi sociali, l'ambito delle forze dell'ordine, l'ambito del pronto soccorso. Sono punti, snodi della rete che le donne attraversano. Delle donne che si sono rivolte a noi, circa il 20% aveva già avuto accesso al pronto soccorso, il 20% aveva già presentato una denuncia querela, il 30% aveva già avuto un precedente contatto con i servizi, e quindi è fondamentale che insieme dialoghiamo, parliamo lo stesso linguaggio, adottiamo gli stessi strumenti per saper orientare le donne in queste situazioni. Mi ricollego a quanto detto prima da Patrizia. Quello che noi abbiamo appreso attraverso questo progetto, abbiamo appunto messo a fuoco meglio quali sono le caratteristiche con cui si manifesta la violenza nei casi di donne over 65. Non si discosta molto in realtà dalla generalità delle donne che si rivolgono a noi, sono forme di violenza diverse che si intersecano, la più presente è la violenza psicologica. Dove sulle over 65 più psicologica? Sì, ma anche per tutte le donne in realtà la violenza psicologica è quella più rilevata,
fa seguito alla violenza fisica, nonostante si pensi che magari a una certa età questo tipo di violenza possa affievolirsi, in realtà è molto presente. Ci sono forme di violenza economica, ricatto economico, ricatto e controllo, diciamo, la privazione dell'indipendenza economica della donna proprio in ragione di questo. Possiamo immaginare, molte magari di queste donne hanno un passato da lavoratrice come casalinga magari, o con un lavoro part-time, o con magari un lavoro precario, e dipendono molto spesso dal marito, o hanno una pensione molto bassa che le lega all'uomo maltrattante. Sono donne che nel 90% dei casi hanno figli, sono quasi per la totalità donne italiane, proprio anche perché demograficamente donne straniere di quell'età ce ne sono esatto meno. Quasi il 90% vive situazioni di violenza agita da il marito o il compagno o l'ex partner o un componente della famiglia, quindi una violenza caratterizzata proprio nelle relazioni intime. Sono più nelle città oppure nelle campagne? Questo dato non ce l'ho, quindi non sono in grado di darvi questo E il livello spaccato. socioculturale? Assolutamente trasversale. Anche questo dato, come per il fenomeno della violenza, si conferma anche per questo particolare target di donna. Può accadere a chiunque di noi, al di là del reddito, dello status occupazionale, del livello, diciamo, educativo raggiunto. Quindi questa è una cosa. Presidente, chiedo anche a lei, voi avete preso come titolo Sicura. Sicura, che vuol dire stare più sicura, perché ovviamente vuol dire avere maggior sicurezza, una doppia. Però anche sicura vuol dire poter curare. Si può curare, si può curare il malato di violenza, tra virgolette, o l'unica strada è mettere in discussione l'intero rapporto e quindi uscire dalla famiglia con quel che comporta? In realtà la cura a cui noi pensavamo ha a che fare più con la capacità di prendersi cura delle donne, che forse anche è uno dei motivi per cui poi rimangono intrappolate. Almeno queste donne sopra i 60 anni sicuramente rimangono intrappolate in una cultura della cura che di per sé è buona, ma poi alla fine in queste storie soccombono. Sì, e nessuno sta bene, diciamo. La cura poi, quindi sicuramente mettendo in luce la necessità che i percorsi di uscita siano sicuri, ma anche la capacità che dobbiamo, per questo prima parlavo di comunità, di istituzioni, di prendersi cura delle donne, e anche una riflessione, perché una piccola parte di questo progetto è dedicato proprio anche alla capacità e alla necessità delle donne, fino ad ora insomma si fanno carico dei lavori proprio di cura dentro le famiglie, e di come questo lavoro di cura sia così pesante, anche se viene fatto a volte un po' cioè che è dato per scontato. Ci sono situazioni, abbiamo fatto dei gruppi per esempio con donne che sono caregiver, cioè che sono diventate negli anni, e anche vista l'età magari hanno una mamma o un genitore anziano per questo, e continuano la loro storia, e quindi questo è un altro degli aspetti che abbiamo guardato. Io la ringrazio tantissimo, vi ringrazio tantissimo, perché il tempo a disposizione nostro è terminato. Voglio ricordare 881 46 81, quindi 881 46 81 il numero per chiamare, per avere un aiuto, un supporto, anche se siete da fuori provincia di Padova, perché il Centro Veneto Progetti Donna opera nel territorio padovano della provincia, però ovviamente vi può mettere a contatto con altre realtà territoriali di altri territori provinciali o regionali, perché ce ne sono per fortuna in tutto il territorio, hanno anche altri nomi o comunque sono collegati. L'importante è uscire dall'ombra e volersi prendere cura della propria vita, della propria esistenza, anche se il tempo è passato, ma resta sempre magari del tempo da poter vivere al meglio e bene. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, perché so che ne avete, e a voi cari telespettatori lascio la pubblicità, poi ritorniamo insieme per altri approfondimenti, altre interviste tra poco.